Noi dobbiamo tener presente che un buon 95%, 98, 95, 98% delle persone ricoverate nei reparti di malattie infettive sono non vaccinati e questo è un dato fondamentale che dovrebbe far riflettere la popolazione. Il problema non è solo della gravida, ma è anche delle persone che stanno attorno alla paziente gravida, i familiari. Io penso che vaccinare una donna in gravidanza, attorniarla di persone vaccinate, sia un grande regalo che viene fatto alla paziente e anche al suo bambino. Visto l'incremento di contagi da coronavirus in gravidanza, diversi i casi di pazienti partorienti non vaccinate anche nel territorio della ULSS 4, che manifestano forti problemi legati al sistema respiratorio, con possibili rischi anche per il nascituro, spiega il primario di ostetricia. Vuol dire che non ha una buona capacità ventilatoria, vuol dire che non esiste una buona ossigenazione e questo può avere delle ripercussioni sul feto. In fase di studio la trasmissibilità del Covid dalla donna in gravidanza al bambino. La trasmissione mamma-bambino è un evento raro. Esistono articoli di letteratura che mostrano che il Covid può essere trasmesso anche al bambino. La maggior parte degli articoli di letteratura dicono che la trasmissione si verifica nell'immediato post-parto. La positività delle donne incinte al Covid ha fatto emergere un altro dato, l'incremento dei parti prematuri. Per quale motivo? Perché è necessario intervenire nella donna che non è a termine in gravidanza per il fatto che questa è ospedalizzata in una situazione che può essere anche critica. Le pazienti in gravidanza da considerarsi tra i soggetti fragili, così infine da letteratura scientifica. Dice chiaramente il documento che è della fine di luglio, dice che non esistono delle controindicazioni alla vaccinazione in gravidanza.